Slitta e siamo alla pagina politica. La prossima settimana il primo faccia a faccia tra il nuovo premier Mario Monti e i governatori regionali, con il presidente veneto Zaia in disaccordo totale con il provvedimento per Roma Capitale. Patto di stabilità, uno dei primi argomenti che la Regione Veneto ritiene di porre al nuovo governo Monti la prossima settimana, quando a Roma verranno ricevuti i governatori. Intanto la Giunta sta lavorando ad un accordo per il patto di stabilità verticale con l'ANCI. Già ad ottobre la Regione aveva assegnato ai comuni che avevano fatto richiesta 40 milioni di euro. Ora viene esteso l'accordo per una nuova ripartizione di 30 milioni. Ma il presidente Zaia andrà a Roma bello carico, con tanti quesiti per il primo provvedimento adottato dal nuovo esecutivo. Allora ci poniamo un problema: perché Roma Capitale sì e il resto del mondo no? Soprattutto perché in questo decreto si prevede anche che il sindaco di Roma vada direttamente a discutere del partito di Roma Capitale in Consiglio dei Ministri. Roma Capitale è un po' l'occasione di attualità per parlare con il presidente Monti, ma c'è una priorità assoluta che ha lei, come governatore del Veneto, da presentare al neopremio? Guardi, io sono convinto che il presidente Monti non si deve fermare alle manovre ragionieristiche, patrimoniale, pensioni, ICI o quant'altro. Queste sono partite che affronteremo. La verità è che il presidente Monti dal Veneto avrà solo una richiesta, che è quella di fare federalismo e autonomia. E poi una riflessione sulla patrimoniale che deve essere fatta. Abbiamo detto in più occasioni paghino tutti ma in maniera equa. Direi che l'equo significa anche che chi ha avuto più fortuna, ha avuto di più, ha rischiato di più, magari possa dare anche un contributo maggiore. Vi vogliamo ricordare che fino al 10 dicembre è possibile donare 2 euro alla ricerca contro il rigetto nei trapianti d'organo. Basta